Ciao ragazzi, buongiorno e buon giovedì 17 luglio. Sono qui live perché è importante darvi qualche informazione che ieri ho scritto su un foglio qua riguardo al dolore cronico, riguardo al tema che tratto sempre. Sono qui anche in live, anzi registrata su YouTube, quindi se mi vedete cambiare, diciamo, guardare da altre parti ogni tanto, non sono strabico, è perché c'ho un'altra telecamera qui di fianco. Questa live la faccio un po' per fare un po' di reminder, riguardo a errori frequenti che vedo spesso nei miei pazienti, che soffrono di dolori persistenti. Sono errori che fanno rallentare tantissimo la guarigione e sono stessi errori che ho fatto anch'io e spero che attraverso queste serie di errori andiamo a velocizzare un po' il percorso. Quindi ci sono 5-6 step, 5-6 punti che mi sono segnato in questo foglio che ci vanno a dare veramente tanto una mano. E la uso anche questa live come un po' di sfogo, perché molte volte che faccio dei video su YouTube sono sempre, diciamo, formattati su 3-4 punti che voglio dire, a volte ci sono degli editing, qua nei live, nelle dirette sono più libero di dire quello che voglio, libero di anche cambiare registro totalmente, parlare di una cosa totalmente diversa insomma, dalla sequenza che mi ero impostato. La prima cosa che voglio dirti è riguardo ai gruppi Facebook. I gruppi Facebook, quelli legati al dolore, quindi facciamo, per esempio, io ho dolore, faccio solo un esempio qua, dolore alla schiena, e vado in questi benedetti gruppi Facebook e mi metto in uno di questi gruppi e vedo se qualcuno mi può aiutare. Ovviamente questo è capibile, se soffro da dolori alla schiena da 3 anni e nessun terapista mi ha aiutato, magari c'è qualcuno in questi gruppi che può dirmi la sua e quindi può aiutarmi o farmi capire qualcosa di più. Allora, il 99,99% delle volte quei gruppi Facebook in realtà danno solo più ansia. E quell'ansia che non ci serve, perché guarda caso, quelle persone che sono dentro il gruppo sono come te, che stanno cercando anch'esse una soluzione, e quello che vanno a scrivere sono semplicemente sintomi e quello che non ha funzionato. Ogni persona all'interno del gruppo, molte delle volte non sono né terapisti né medici, e quindi dicono ognuno la sua. Quello che succede, ed è succede molto molto spesso, che attraverso questi video, o questi no video, questi gruppi, l'ansia va su. Giusto ieri ho parlato in consultazione con una persona che soffre di bocca urente e mi diceva da quando ho iniziato a vedere questi gruppi e a sentire le loro opinioni e a vedere a Google, che è anche, diciamo, un altro punto di cui volevo parlarti, i miei dolori non sono che aumentati. Quindi questo è un grande, grande, grande criterio che quel dolore che stai sentendo, uno, è di natura psicosomatica, ovvero lo senti dentro il corpo, è generato da un cervello ipersensibile. Guarda caso, quando sento delle notizie o vedo delle notizie di persone che non hanno mai risolto, che sono lì da magari 5 anni, non hanno mai risolto, i miei dolori vanno su. Questo non è un caso, e purtroppo questo accade troppo spesso. Ci circondiamo di persone che ci dicono ognuno una cosa diversa, diverse informazioni molto gravi, esempio chi dice che ha un tumore, chi dice che non riuscirà mai più, chi dice di di metterci acqua e sale e va bene, chi dice mettici un po' di argilla, chi dice cambia la dieta, chi ti dice qualsiasi cosa ti possono dire, non ti stanno però dicendo la vera causa del problema. Quindi la vera causa del problema è che il dolore è molto sovente psicosomatico e nel 95, anche di più, percentuale dei casi c'è una rimozione totale. Quello che dico totale vuol dire che rivivi la tua vita senza quei dolori cronici, non ti fai controllare dal dolore e poi ritornare a vivere una vita normale. Questo è quello che dico guarigione.
non vuol dire che il dolore ogni tanto non ci può essere che hai una remissione al 100%, come ho visto molte volte, può essere che magari hai una remissione al 95%. Quindi uno non può dire che non è guarito se è arrivato al 95%. Quindi, step numero uno, eliminiamoci dai gruppi Facebook che non sono basati sulla mind body therapy, non sono basati su un approccio chiaro che il tuo problema è di natura psicosomatica. La maggior parte dei gruppi Facebook non sono di questo tipo. Poi Google, se io scrivo su Google dolore alla mandibola, cause, esempio, no? Magari dolore alla mandibola, magari ho emicrania. Quali sono le cause e i sintomi? Questo non ci dà una reale diagnosi. Ti dice semplicemente cos'è che c'è che non va durante queste, diciamo, durante centinaia di migliaia di persone che hanno avuto questi problemi e generalizziamo il problema. Ho dovuto togliere giù una chiamata. Quindi, gruppi, lasciamoli perdere. Google, dottor Google, non ha sempre la risposta. Ci può dare magari una visione, una veduta, ma sappiamo che la maggior parte dei blog sono assolutamente, non blog, ma anche siti web, sono assolutamente spazzatura. E non solo Google, perché se io vado adesso su Google o anzi su YouTube, che è alla fine è la stessa azienda, e ne parlavo di questa cosa con la mia ragazza, dicendo la maggior parte dei canali YouTube, anche con tante migliaia di persone, di followers, quindi parliamo anche di centinaia di migliaia di followers qui in Italia, e guarda a vedere quel terapista o quei terapisti che dicono, o dottori anche, perché succede, e molte volte sul dolore non ci azzeccano per niente. Non ci azzeccano per niente, non sono aggiornati, non stanno guardando le ultime neuroscienze del dolore, non stanno parlando di fatti, stanno parlando solo di opinioni e probabilmente quei canali sono fatti principalmente per prendere soldi dalle pubblicità, mettere qualcosa che piace a tutti e la maggior parte in realtà non dice le cose come stanno. Ora io preferisco avere un canale molto più piccolo, ma con delle persone che riescono a essere critiche di quello che stanno sentendo. Tutto quello che ti dico io è basato su dati, è basato su neuroscienza, è basato su esperienza clinica, è basato sulla mia vita. Quindi non è solo, diciamo, teoria. Spero che non vai a usare Google come dottore, ok? Il miglior dottore sei te. Ci sono differenti libri che possono darti una mano. Google non è sicuramente la prima fonte, diciamo, dove capire qual è la verità, secondo me. Forse è ancora meglio un po' YouTube, almeno hai della pratica, almeno hai una persona che dall'altra parte senti se sta dicendo delle cose che ti risuonano, anche dal punto di vista energetico. Stessa cosa su Instagram, purtroppo. Ok, ci sono terapisti con migliaia, decine o centinaia di migliaia di followers che, secondo me, sono troppo superficiali. E lo dico perché se abbiamo 5 milioni, uno su 5 di dolori cronici, di pazienti con dolori cronici, di persone con dolori cronici in Italia, ci sarà anche un motivo, no? Quindi non può essere semplicemente cambio la dieta, non può essere semplicemente ehm, vado a farmi una camminata e non ci penso, o quei benedetti video quando vedo quei video che c'è l'osteopata che fa cric crack sul collo, cioè mi fanno venire veramente il volto a stomaco e anche rabbia, che magari va bene se è una condizione, se vogliamo, acuta sotto i 3 mesi di dolori, ma sopra i 3 mesi far vedere queste cose al pubblico come se un semplicemente cric croc funziona e ti rimetto in linea, ti rimetto a posto, secondo me questo non è l'approccio giusto, ok? Neanche da divulgare. Però se sei qua, probabilmente quello che ti sto dicendo fa perfettamente senso. Un'altra cosa che voglio dirti, non parlare dei tuoi sintomi alle persone che non ti conoscono o agli amici, o parla dei sintomi a una persona, se vuoi il tuo partner,
o il tuo terapista, se ce l'hai, e non parlare dei tuoi sintomi con chiunque, soprattutto in un gruppo Facebook che non ti conoscono e soprattutto nei forum. Ora di forum qui nel 2025 non se ne usano molti, ma non dire costantemente quali sono i tuoi dolori, perché a nessuno gliene frega, uno, primo, e passi come vittima, e due, rinforzi l'identità che sei malata o malato. Quindi questa identità che sei malato o malato non deve venire fuori. Uno, perché non è una malattia, due, perché questa rinforza appunto la paura, una paura interna. Tu stai praticamente impaurendo il tuo cervello ogni secondo che dici o questo o quell'altro in modo negativo. E dai più attenzione quindi al cervello di focalizzarsi su quelle parti del corpo che ti fanno male. Ora, io non parlo mai, quasi mai, di sintomi durante una sessione. Cioè, all'inizio dico, ok, come sta andando come sta andando la terapia? Come ti stai trovando? E appena mi dicono, ok, però dolore qui che scende, quello va bene durante il processo di tracciamento somatico, perché io sono attento, non sono attento e non sono giudicante di quella situazione lì, ma è durante la terapia ed è diverso, è un processo, diciamo, di neuroplasticità, no? Del corpo, che se io mi focalizzo su una parte dolorante, con leggero distacco, curioso di sapere cosa sta succedendo, non ho paura, perché so che quella condizione è psicosomatica, è una contrazione data da una mente e da un cervello, un sistema nervoso impaurito, non vado ad avere ancora più paura, perché so che non è un problema lì, so che non è un tumore, anche se molte persone dicono, io ho paura che sia un tumore, nessuno mi ha trovato la soluzione, nessuno mi dice che cos'è. Te lo stiamo dicendo, te lo dirò per tutta, diciamo, questa live, il dolore cronico dai 3-4 mesi in su, che non ha cause strutturali, è di natura psicosomatica, punto. Poi che ci siano altre cose, scoliosi, piuttosto che ernie, piuttosto che discopatie, se mi segui nel mio canale YouTube, ho fatto veramente tanti video, ne vedrai forse più di 400 a questo punto, su chiaramente dirti le problematiche fisiche hanno dei sintomi totalmente diversi dalle problematiche psicosomatiche. La maggior parte delle persone soffre di dolori psicosomatici che prima erano strutturali, magari a causa di un infortunio, un trauma fisico, e poi sono durati nel tempo e quello è diventato psicosomatico. A mio parere, per quello che io ho studiato, per quello che vedo, più del 90% sono psicosomatici o lo sono diventati psicosomatici. E non vuol dire che sei debole, non vuol dire che sei sensibile. Togliamoci questa cosa di torno, cioè da dentro che ci dicono sei una persona troppo sensibile, è per quello che ti vengono i dolori. No, non sei tu il problema, è magari il passato, quello che c'è stato, che ti ha portato quel grande stress a reprimere per protezione, ok? Per protezione quelle emozioni di stress, paura, quello che vuoi, e inconsciamente sei andato a assorbire questa tensione che è sfociata sul corpo. Poteva sfociare in altri modi e sei fortunato perché si è sfociata in questo modo sul corpo. Molte altre persone hanno dolori molto più, diciamo, con differente causa, parliamo di, per esempio, tumori o malattie autoimmuni, che anche secondo me hanno una grande preponderanza di fattori sociali e psicologici, quindi anche di stress soprattutto, ma almeno non sei in quella condizione, ok? E per quelle condizioni lascio fare ai medici ed altri terapisti che, diciamo, si occupano di quelle condizioni. Io rimango nel dolore cronico, sono specializzato in questo, è la mia passione, ho avuto dolori cronici da più di 5 anni
so cosa si prova e so qual è la soluzione, almeno per me e per centinaia di persone che ho seguito. Quindi non è qualcosa solo teorico. La personalità è sicuramente, non dico probabilmente, è sicuramente un fattore preponderante di questi dolori persistenti. Non a caso, tutti i miei clienti e i pazienti hanno personalità da people pleaser e non è una colpa, lo sono stato anch'io e ogni tanto lo sono anch'io. People pleaser, non riuscire mai a dire di no alle persone, evitare conflitti tra le persone, essere sempre molto gentili con le persone, anche quando se ne approfittano di noi. Difficile dire di no, accudire gli altri più di noi. Esempio, se una persona ti chiede un favore, è difficile dire di no a quella persona, farai di tutto per aiutare quella persona, ma quello che succede è che lo fai a discapito tuo, perché non è, questa personalità non è che lo fa una volta, lo fa per molte volte, che siano amici, che siano parenti, che siano persone anche sconosciute. Sono fixer, i fixer in inglese, no? Quelle persone che cercano di aggiustare un po' tutto. Lo sono stato anch'io, ogni tanto lo sono io, non sto giudicando, ma dobbiamo capire che ci sono delle personalità molto particolari per i dolori cronici. Ed essere coscienti di queste personalità, della tua personalità, è già un primo passo, la consapevolezza. Nel mio libro La consapevolezza ne parlo spesso. Quindi fixer, aggiustare tutto, fare tutto di fretta, perché non ho mai tempo, c'è tanto stress, devo finire le mie cose e quindi non riesco a strutturarmi in modo che posso avere un po' di spazio ogni tanto per me. Molte persone hanno dei figli, quello capisco, c'è molto meno tempo se hai una famiglia da accudire. Bisogna cucinare, bisogna fare questo, bisogna andare a lavorare. Ma tutto questo diventa uno stress da quando ho iniziato a svegliarmi al mattino a quando vado a dormire. Dobbiamo capire quanta pressione ci stiamo dando addosso. Si possono fare tutte le cose con un mindset diverso. Uno degli step del percorso, e se vogliamo, è forse il più importante, se dovessi dirti uno step importante, che tieniti questo per tutta la vita, se soffri di dolori cronici, è di non necessariamente fare tutto. Si può fare anche di meno in qualsiasi ramo ed essere ancora abbastanza. Non vuol dire che se devi finire tutto, allora non sei tu abbastanza. Molte delle persone, la maggior parte dei miei clienti, all'inizio vede il percorso Neurobalance come una sorta di percorso d'università. Ci sono degli esami, devo fare, se non supero l'esame non riesco a guarire, allora faccio. Faccio quella meditazione per 10 minuti al giorno e poi nel programma c'è scritto, magari devi anche muoverti. Ok, mi muovo, e magari devi anche fare tapping. Ok, mi faccio il tapping. Oh, magari devo fare un'altra tecnica. Ok, magari ipnosi. Faccio quella, faccio tutto. Perché pensando che se faccio tutto, io ritorno a stare bene. In realtà, il criterio numero uno per dire se stai facendo le cose bene, anche se ne fai solo una, è dire come le sto facendo queste cose. Con l'ansia che mi devo aggiustare o col fatto di dire lo faccio perché devo tranquillizzare il mio corpo, devo calmare il mio corpo, devo dire al mio corpo che sono al sicuro. Questo è la terapia. Costantemente, per quanto possibile, consciamente, consapevolmente, dire al tuo corpo che tu sei al sicuro. Cosa succede quando, diciamo, inconsciamente al nostro corpo: "Ah, devo fare questo, devi fare quello. Se non lo fai succede questo." Cosa succede? Il cervello, il sistema nervoso reagisce con protezione e paura, okay? Quindi questo è la terapia, dare sicurezza nuovamente al tuo cervello, al tuo, se vogliamo, bambino interiore, al tuo sistema nervoso.
Quando parlo di bambini interiori sembra una cosa molto astratta, molto da fantascienza. Eppure abbiamo all'interno un'intelligenza. Chiamala come vuoi. Bambino interiore, bambina interiore, chiamala come vuoi, inconscio, chiamala come vuoi. Ma c'è un'intelligenza che ascolta e ascolta. Quell'intelligenza fa parte di te, ma non sei totalmente tu. Questo è quello che voglio dirti. Non sei totalmente te. Quindi personalità, people pleaser, fixer, ritorna a vivere la giornata per come puoi, senza essere dettata dal dolore, perché sappiamo che se tu fai le cose dal punto di vista fisico o sociali dettati dal dolore, il dolore ti sta controllando. Ciò non vuol dire che vado a farmi 5 chilometri di corsa anche se sento dolore. No, però vuol dire che non vado a disdire un appuntamento perché secondo me tra 1 ora, 2 ore o un giorno avrò dolore. Perché questa previsione negativa la vedo spesso, spesso, spesso e non solo rallenta, ti blocca. Capita spesso che mi dicono: "Alessio io oggi sto malissimo, ho emicrania 8 su 10, 9 su 10". Okay? Come faccio ad andare a lavoro domani così? O come faccio a fare questa prestazione musicale domani? E io dico: "Ma quali dati hai tu oggi che ti dicono domani io sarò così? Quali sono i dati? E qual è la previsione che stai facendo adesso?" Nuovamente, ascolta le tue parole, ascolta i tuoi pensieri e pensa e dici, scrivi, questo pensiero, queste parole che mi sto dicendo vanno verso la paura o vanno verso la calma? Molte delle volte, quasi la totalità delle volte, se soffri di dolori persistenti, i tuoi pensieri vanno verso la paura, vanno verso l'ansia. E questi pensieri, per quanto automatici sono in tuo controllo. Molte persone mi dicono: "Non riesco a cambiare i miei pensieri". Non riesci a cambiare i tuoi pensieri perché non sei consapevole dei tuoi pensieri. Stanno diventando in modo automatico e sono lì, continuamente, continuamente a tartassare. Ma ti assicuro che se sei consapevole dei tuoi pensieri e se sei consapevole che questi pensieri ti stanno facendo male, non li vai a seguire e li vai a sostituire magari con dei pensieri migliori. Esempio: "Oh Madonna, ho mal di schiena, come faccio a domani ad andare a lavoro o fare questa prestazione fisica o qualsiasi essa sia?" Questo è il primo pensiero. Ah okay, sono presente, capisco che questo è un mio pensiero, che arriva dal mio inconscio se vuoi, dalla mia parte primitiva del mio cervello che mi sta cercando di proteggere e io dico: quali dati ho che io domani starò nello stesso modo?" Non ho questi dati, non ho fatto una firma, non è un contratto che dice: "Questo è quello che succederà, questo è quello che andrà a finire." Quindi catastrofizzazione, basta. Proprio è uno stop. Piccola interruzione prima di continuare con questo video, più del 60% che vede i miei, contenuti, il mio canale YouTube non è iscritto o iscritta al canale. L'unica cosa che ti sto chiedendo in questo momento è di iscriverti se non l'hai già fatto, questo mi aiuta immensamente, più di quello che pensi, per la produzione futura di nuovi podcast, di nuovi video sempre più dettagliati, sempre con più qualità. Quindi se ti sto aiutando in qualche modo a, risolvere o a capire di più della tua situazione, che sia sintomo di cervicalgia, mal di schiena o altre problematiche, iscriviti a questo canale, diffondi questo canale con persone che potrebbero prenderne, a beneficio e in questo momento così mi aiuti a continuare il lavoro che faccio, per me è molto, molto importante. L'unica cosa è cliccare su questo, piccolo bottone qui in basso, iscriviti e ci vediamo nei futuri video con maggiore qualità, sempre di più. Te lo garantisco, questo è il mio piccolo
aiuto che ti chiedo, piccola richiesta per le prossime puntate. A presto, ci vediamo nel video. Di dire ogni volta che sento questi pensieri mi dirigo verso pensieri di calma, anche se sono forzati, perché saranno forzati quei pensieri di calma. C'è una cosa che mi è rimasta impressa riguardo al trading, agli investimenti. È stato fatto uno studio molto particolare sul cosa accade alle persone quando perdono 3.000 euro piuttosto che guadagnare 3.000 euro. Quindi una vincita da 3.000 a una perdita da 3.000. Nel cervello succede questo. La perdita di 3.000 è il doppio più dolorosa di una vincita da 3.000 euro. Pensiamoci, siamo molto più focalizzati al negativo che al positivo. Oggi stiamo bene perché magari sono rimasto cosciente che i miei pensieri vanno a dirigere i miei dolori. Oggi sto bene, domani sto male. Mi ricorderò molto di più di quella giornata di domani rispetto a quella giornata di oggi. La domanda quindi che faccio spesso ai miei pazienti quando dico come stai, come ti senti? Negativo, subito negativo. Vanno subito sul negativo. Invece di dire guarda, ho notato degli alti e bassi che mi hanno fatto comunque capire che ci sono delle connessioni. Questa risposta arriva molte volte verso la fine del programma e quello mi fa capire che questa persona veramente sta migliorando, perché si migliorano prima i pensieri, prima che il corpo. Non possiamo pensare che miglioriamo subito il corpo. Il corpo segue una mente, segue un mindset, segue uno stile di vita, seguono delle abitudini. Ci vuole tempo per entrare in questo mindset di abitudini. Ok? Quindi non è solo pensare positivo, ok? Non è solo pensare positivo, perché è proprio fisiologicamente pensare positivo. Non è solo, oh, tutto succede nella mente, va ben così. No, questi pensieri scaricano tutta una serie ormonale di reazioni non solo ormonale, ma anche di contrazioni, di battito cardiaco, di vasodilatazione, di contrazione. Parliamo di problematiche, quindi sintomi totalmente tanti e variegati. Urinare, dobbiamo andare a far pipì ogni 15 minuti. Cosa succede? Andiamo subito in allarme. Ah, mamma mia, sarà qualche infezione nella parte della vescica. Ok, l'infezione c'è? Non c'è, non c'è. Perfetto. Che cosa sarà mai? Sistema nervoso ipersensibile. Ah, non riesco a dormire. Prendo le pillole per andare a dormire. Che cosa sarà mai? Eppure io non ho nulla che in questo momento mi sta impaurendo. Però inconsciamente c'è stato un percorso di traumi nel passato. Quando parliamo di traumi parliamo anche di stress ripetuti. Ora, andiamo sull'ultima parte perché sono verso la fine. La parte di diagnosi. Quando andiamo da un medico o una serie di medici che ci dicono tu stai soffrendo di bocca urente, oppure tu stai soffrendo di cefalea tensiva, tu stai soffrendo di cervicalgia cronica, tu stai soffrendo di lombalgia, di sciatalgia. Queste diagnosi non ci dicono assolutamente niente. Quindi queste diagnosi ci stanno dicendo la stessa cosa che sai tu da anni, che stai soffrendo di dolori in qualche parte del corpo. Ok? Queste diagnosi non sono sentenze e non vogliono dire nulla. Guarda caso, se chiedi al dottore qual è la causa di quella diagnosi, qual è la causa di quel problema, la maggior parte dei dottori ti dice non lo so. Al massimo ti possono dire è un po' di stress. Non si prendono la responsabilità di dirti questo è un problema psicosomatico. Magari ti dicono vai dallo psicologo e tu pensi
Ma non sono pazzo, non sono matto, non posso andare dallo psicologo se sento dolore, non me lo sto inventando, perché queste diagnosi non vogliono dire assolutamente niente. Anni fa, quando dicevo che la fibromialgia era di natura psicosomatica, anni fa, ora tendo a non neanche parlare di fibromialgia neanche più. Mi dicevano, ho preso tanti di quegli insulti in un gruppo, tempo fa, quando ancora seguivo i gruppi Facebook parliamo, eh. Appunto, questo ho iniziato dicendoti, eliminati dai gruppi Facebook, qualsiasi esso sia, non entrare nei gruppi Facebook. A meno che non siano quelli dati da una mind body therapy e siano seguiti comunque da un moderatore ed è un gruppo privato, se vogliamo, di persone che stanno facendo un percorso di crescita tutti insieme, perché la maggior parte di quei membri non vuole guarire inconsciamente, non vogliono guarire, anzi, inconsciamente. Cercano solo delle persone che vanno a aggiustarle, e non ci sono, non esistono persone che ti possono aggiustare, perché non sei rotto prima di tutto. E quindi perché ti dicevo di questa diagnosi? Perché le diagnosi rovinano, cioè una diagnosi, qualsiasi essa sia, rovina. Perché stiamo parlando dell'effetto nocebo. Se io sono ignorante in un topic e tu mi dici un qualcosa che mi può mandare in allerta, io penso che quella cosa che mi stai dicendo mi sta danneggiando inconsciamente. Se io dico, ok, ho un cefalea tensiva, cosa vuol dire? Vuol dire che ho una problematica al collo, cefalea tensiva. Ora, noi sappiamo che la cefalea tensiva si può curare al 100%, anche con lo stesso approccio, ovvero dire al tuo cervello che è al sicuro, mandarlo in sicurezza. Ci sono differenti tecniche, o non ci sono neanche, non devi fare neanche una tecnica. Vabbè, poi qui ne parliamo sulla pratica. Ehm, quindi questa diagnosi ti sta dicendo, magari ti devi tenere questo per tutta la vita. Guarda caso nella fibromialgia, perché la maggior parte delle persone con la fibromialgia non ha risolto, il medico ti dice, potresti risolverlo come non risolverlo, o tenertelo per tutta la vita. Prima ti ho detto, cosa il cervello va a focalizzarsi? Sulla parte positiva o sulla parte negativa? Ovviamente sulla parte negativa, perché il nostro cervello è lì per proteggerci. Questa è la prima cosa che fa il tuo cervello, proteggerti. Non ti fa, non ti fa fare qualcosa in cui tu potresti rischiare. Il dolore è una protezione, che ne sia dolore o che sia sintomo variegato come acufene, senso di sbandamento, non è che sta usando come se fosse un mago quell'acufene o quel senso di sbandamento per dire qualcosa di particolare. Sta semplicemente dicendo al corpo stesso, alla sua entità: io non riesco più ad andare avanti così. Qualcosa deve cambiare. E quel qualcosa che deve cambiare è un qualcosa molte volte verso la parte sociale, fattore sociale, quindi l'ambiente, o psicologico, interno. Devo cambiare il modo in cui mi parlo. Devo cambiare il modo in cui io parlo alle altre persone. Devo cambiare il modo in cui mi rapporto col mio lavoro o con la mia famiglia, okay? Questi sono fattori psicologici e sociali che in ogni diagnosi che ti è stata data non è stato preso in considerazione. Te lo dico perché se sei arrivato a 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesi, anni di dolori e non hai ancora capito che il problema è principalmente, quasi totalmente oramai psicosomatico, questo non lo risolverai. Ora, qui ti sto dando qualcosa di nocivo, è vero? Questa informazione potrebbe essere negativa da parte tua, ma in realtà non lo è. Perché quando dico diagnosi psicosomatica è una diagnosi positiva, non è una diagnosi negativa. Positiva intendo meno male che psicosomatico.
Meno male che non è strutturale, meno male che non abbiamo un tumore, meno male che non c'è un'infezione, meno male che non siamo arrivati ad avere una malattia autoimmune. E se ce l'abbiamo, c'è sempre un miglioramento per ogni cosa. Quante persone sono guarite da tumori? Quante persone sono guarite da malattie che uno dice: "Ah no, te la devi tenere tutta la vita". Focalizziamoci su quelle persone che hanno fatto qualcosa che l'hanno portati a stare meglio e tutte queste persone ti diranno: "Non vado a repudiare il dolore più. Il dolore mi ha salvato la vita." Oppure: "Il dolore mi ha fatto capire tante cose di me." Il dolore oggi mi ha portato qua, a parlare su Instagram come una persona che non aveva mai pensato prima di fare queste cose. Perché ero timido, lo sono ancora, non mi piace che le persone mi dicono: "Ma cosa cacchio stai dicendo? Sono tutte fesserie quello che dici." E uno pensa che magari si cambia così, no, dal giorno alla notte. A me non mi interessa cosa le persone di fronte a me dicono riguardo a queste cose che dico, perché io sono sicuro al 100% e sono confidente al 100% che quello che sto dicendo arriva dal cuore. Non lo faccio solo perché questo è un mio lavoro. E molte volte penso: "Forse è arrivato il momento di cambiare, forse devo pensare che posso fare anche altro nella vita", no? A volte ci penso perché è dura, è veramente dura avere comunque persone che hanno una mentalità diversa rispetto a quella che vorresti che loro avrebbero o avessero, perché la mentalità cambia la persona. Quindi il mio lavoro è guidarti in un'altra mentalità, in un altro mindset. Il mio lavoro è guidarti attraverso delle informazioni basate su scienza che ti fanno cambiare la rotta. Molte volte mi chiedono dei amici, parenti, chi mi conosce, dice: "Ma adesso come fai a parlare per 1 ora davanti alla telecamera, senza che c'è uno script?" Perché son tante cose da dire che ogni giorno m'arrivano dai miei clienti, dai miei pazienti, da quello che la vita mi dice e dice: "No, questa cosa me la devo segnare, domani la devo dire." E oggi ho preso tutti questi 4, 5, 6 punti, anzi ieri, e ho detto: "Domani no, devo fare una live perché è importante." A volte sono molto ripetitivo in tutto ciò, ma se mi stai guardando su Instagram è probabilmente perché, ehm, magari non conosci il mio, canale YouTube. Quindi ho pensato: "Facciamone una per YouTube qua e una per Instagram qua." E questa quindi è una modalità per farmi conoscere, per far conoscere questo lavoro che non è solo mio, questo non è un mio approccio, questo è un approccio universale che io sto usando, quindi non è un mio approccio, perché all'estero queste cose si fanno anni, da anni. In Italia, siccome la nostra mentalità è ancora antica, ma antica moderna, perché gli antichi la sapevano forse sicuramente meglio di noi, che c'era una parte psicosomatica in ogni problema. Però oggi, quando vedo il tizio che mi dice: "Ma cosa stai dicendo? Non possiamo dividere così a compartimenti", magari il medico di turno, non possiamo dividere a compartimenti un dolore neuropatico e un dolore nociplastico così semplicemente." No, è vero, non possiamo farlo così semplicemente, ma ci sono a volte, anzi la stragrande maggioranza delle volte, è talmente ovvio che la problematica è di natura psicosomatica, che non si può dire: "Ah, questa cosa te la tieni tutta la vita", perché come fai tu ad avere la prepotenza di dire a una persona: "Questa cosa potresti tenertela tutta la vita." Sì, potresti, come non potresti. Questo è un problema delle diagnosi secondo me mediche, che ci dicono: "Questo tumore te lo devi tenere tutta la vita. Questo è il processo." Magari no, magari non serve neanche quel processo. Bisogna essere comunque responsabili della propria condizione e andare a informarsi. Lo so che nei periodi in cui noi sappiamo siamo molto, molto stressati e siamo molto, molto, come dire, amareggiati e non ci fidiamo più di nessuno, è difficile andare poi a vedere quali sono le informazioni attendibili. Ecco perché faccio
tanti, tanti video, perché secondo me è importante, sempre ogni giorno è importante dare queste informazioni. Poi quelli che se le vogliono prendere le informazioni se le prendono, chi non le vuole prendere cambia canale, a me io vado avanti lo stesso. Okay, fatemi sapere nei commenti se avete delle cose, insomma, da puntualizzare o da chiedere. Non faccio tantissime live, ma vi assicuro che una volta ogni 2 settimane ne vedrete una, anche perché di cose che ho da dire potrei parlare per altre 3 ore, ma non voglio annoiare nessuno, nel caso fosse qualcosa di noioso. So che giovedì molte persone vedranno questo magari dopo lavoro e quindi è importante non dilungarmi troppo, okay? Le informazioni, quelle giuste, le ho dette, potrei dirne altre, ma probabilmente girerebbero tutte intorno al: dai un segnale al tuo cervello che ti trovi in una situazione di sicurezza e non di paura. Ogni volta che pensi qualcosa, sono nella paura o sono nella calma e nella sicurezza adesso? Ogni cosa, ogni decisione, sono nella paura o sono nella calma adesso? E scegli la calma, scegli la sicurezza. Spero che quando dico sicurezza non sia qualcosa di protezione, perché molte volte ecco, l'ultima cosa poi vado, un mio paziente mi scrive un messaggio e mi dice magari lo sta anche vedendo qua, lo stai se magari questo stesso paziente sta guardando questa live, va bene lo stesso, no, giusto per ricordartelo nuovamente. Mi dice: "Ah, forse devo stare un po' più cauto." Cioè praticamente lui ha iniziato da pochissimo e mi ha detto: "Guarda, i dolori sono aumentati, sono un po' diminuiti, effettivamente sono un po' altalenanti un po' di più adesso." Chiaro segnale di processo di guarigione. E mi ha detto: "Okay, però ieri mi sono andati a su tantissimo i dolori alla schiena, forse perché ho fatto una nuotata in più, ho fatto qualcosa di più." No, dal punto di vista fisico. E siccome il dottor Sarno ci diceva sempre: "Non pensare dal punto di vista fisico, ma pensare dal punto di vista emotivo", ora ti spiego perché, questa cosa che lui mi diceva: "Devo stare un po' forse un po' più cauto oggi o domani." Allora, secondo voi questa frase, "devo stare un po' forse più cauto oggi", dice al tuo cervello: "Sono in una situazione di paura" oppure "sono in una situazione di calma"? Questa frase, le nostre parole che usiamo sono molto importanti, non devi semplicemente dirle, le puoi anche solo pensare e danno lo stesso risultato. Quindi quando diciamo: "Devo stare un po' cauto", stai dicendo al tuo cervello: stai in allerta, eh, non sai mai che faccio un'altra nuotata, un altro movimento e il dolore va su. Okay, questa è ansia pura. Invece di dire: "Va bene, ho sentito il dolore oggi, un po' di più di ieri, magari mi sta influenzando un po' la notizia che mi è arrivata da quell'amico che è mancato." Oppure: "Mi sta influenzando il fatto che ho delle scadenze al lavoro." Magari mi sta influenzando il fatto che non vado d'accordo con la mia compagna. La pressione di questo processo di guarigione. Non mi sento abbastanza. Varie paure. Nella maggior parte delle volte questo è la radice. Questi pensieri sono la radice di quel sintomo fisico. Ora non è sempre così, ho detto la maggior parte delle volte. A volte succede che il dolore va su senza motivo, inconscio, così bam, va su. Ma tu non pensi: devo stare un po' più cauto oggi", perché semplicemente stai ribadendo al cervello, al tuo corpo che deve stare più cauto perché c'è un problema interno. In quei giorni, beh, giuro che vado via dopo questo che ho detto, in questi giorni quella persona che magari non è con me o non sta facendo un percorso di terapia psicosomatica o di terapia in generale o anche se non sei con un terapista, qualsiasi percorso tu stia facendo, la maggior parte delle persone magari dice: "Sai cosa c'è? Oggi mi vado a fare un massaggio. Oggi vado dall'osteopata. Oggi vado e mi prendo il magnesio. Oggi, mangio un po' meglio."
No, queste sono tutte cose da fixer, ovvero di aggiustare il corpo perché non sei da aggiustare. Se vai a farti un massaggio con l'idea, ah, ecco, sto facendo un massaggio per paura o per calma? Per paura, perché il dolore sta andando su, sta arrivando tutta sull'ansia. Ma quell'ansia, quella paura, quel dolore va bene, è okay, lo dobbiamo fare, dobbiamo processare quel dolore, quell'ansia, sentendola, non reagendo, attendendo e vedendo che poi appena sei in una situazione in cui: "Oh, sto dando della calma, sto respirando, non sto pensando a cose catastrofiche", in questo momento il dolore inizia ad andare giù. Nell'istante a volte, magari dopo 1 ora. Ecco che devi usare la vita come pratica. Non usare quindi le pratiche nella tua vita, usa la tua vita come pratica. La ridico, usa il tempo che hai a disposizione a lavoro, da quando sei sveglio e apri gli occhi, come pratica. Perché Neurobalance dura 8 settimane e puoi fare 30 minuti al giorno di pratica, ma nel restante 23 ore e mezza non è che non fai nulla, è pratica, cioè tu stai usando quella pratica, queste tecniche psicosomatiche, da usare nella tua vita. Quindi quando mi dici non ho tempo, ah io devo lavorare, devo accudire mio figlio, devo fare quella è il momento in cui tu fai la pratica. Quindi se vogliamo tu fai 24 ore di pratica, punto. Oppure ne fai di meno. Ma questo non vai a cronometrarlo. Non vai a cronometrare e dici guarda, giù tutti, ragazzi devo fare pratica. Sì, lo puoi fare, quei 30 minuti che ti avevo detto su Neurobalance, ma dopo ci sono 23 ore e mezza di ulteriore pratica perché la tua vita è la pratica, perché stai comunque pensando, stai comunque vivendo, stai comunque muovendoti. Va bene ragazzi, ho parlato troppo. Grazie per essere rimasti fino a qua, fino alla fine, veramente per me è un onore fare queste live. Se avete delle domande scrivetemele nei commenti, se siete su YouTube iscrivetevi al canale, questo mi aiuta immensamente ad andare avanti, perché se l'algoritmo, se YouTube mi fa vedere a sempre più persone, aiutiamo sempre più persone. È semplicemente questo, punto. Va bene? Ciao ragazzi, buon giovedì e buon weekend se non ci vediamo.